Si è spento ieri, all'età di 87 anni, il signor Vittorio Virone, l'agrigentino devoto di Santa Barbara. Il signor Virone, da quasi un ventennio, curava la grotta dedicata alla santa presso la miniera Ciavolotta. I funerali questo pomeriggio alle 15:30 presso la chiesa Sacro Cuore al quadrivio Spinasanta di Agrigento. La devozione dell'anziano agrigentino verso Santa Barbara è legata a una grazia ricevuta dopo una brutta malattia. Più volte, come redazione, ci siamo occupati delle innumerevoli iniziative organizzate dallo stesso signor Virone all'interno del luogo di culto favarese. Non ultimo, quando ha deciso di mettere nero su bianco la sua vita, le sue esperienze legate anche a Santa Barbara. Nello spazio che precede la cappella aveva fatto installare a proprie spese dei pilastri, in ognuno dei quali c'è la foto di tutti i parroci, arcivescovi di Agrigento e anche i papi che ha conosciuto durante la sua vita. Una devozione profonda e instancabile la sua. Anche recentemente aveva rivolto un appello affinché qualcuno potesse continuare la sua opera di custodia e cura non solo della cappella, ma anche dell'intera area antistante alla grotta. La nostra speranza è che il desiderio del signor Virone venga portato avanti mantenendo questo luogo di culto ben curato e intatto, così come ha fatto lui sino all'ultimo giorno della sua vita.